Questa è Venezia 2026, Venezia al voto, una puntata speciale elezioni amministrative, un ciclo di interviste ai candidati sindaco del Comune di Venezia in occasione delle elezioni amministrative. Tutti i candidati sono intervistati con lo stesso format, stesso tempo, stesse domande, stessa durata. L'intervista è suddivisa in due parti da 10 minuti ciascuna. Non è previsto contraddittorio per consentire a ogni candidato di presentare direttamente idee e programmi. Oggi incontriamo il candidato sindaco Claudio Vernier, che ringrazio, della lista Città Vive. Mandiamo la scheda di presentazione del candidato. Claudio Vernier, età 49 anni, professione imprenditore, costruttore di relazioni internazionali, promotore di un nuovo modello di città. Percorso formativo, gestisce un'attività storica in Piazza San Marco. Esperienze rilevanti, per 8 anni ha guidato l'associazione Piazza San Marco. Eventuali incarichi politici, nessuno. Candidatura attuale, candidato sindaco Città Vive. Candidato Vernier, chi è e perché ha deciso di candidarsi a sindaco di Venezia? Sono veneziano, sono nato a Venezia, lavoro a Venezia in un locale in Piazza San Marco che dirigo da più di 20 anni. Ho 2 figlie che studiano all'Università di Padova, di 20 e di 22 anni. Sono sposato con un architetto che lavora qui a Mestre, che è nata a Marghera, che è cresciuta a Marghera. E quindi vivo il territorio, sono un volontario del FAI da più di 10 anni, sono stato per 8 anni presidente di Associazione Piazza San Marco a Venezia, che è uno degli stakeholder più importanti per quel che riguarda la gestione del turismo, e ho deciso di candidarmi perché mi sono reso conto che nell'offerta politica non c'era nessuno che mi rappresentasse, e come me tante persone che conosco e frequento sul territorio. Quali sono le 3 priorità del suo programma per la città? Residenzialità, sicurezza e gestione del turismo. Residenzialità è la madre di tutte le battaglie, cioè la necessità di ripopolare il nostro territorio. Da qui il nome della nostra lista, Città Vive. Le città sono vive nel momento in cui le persone possono non solo rimanere, ma Venezia rimane un luogo che è attrattivo per nuove persone che decidono qui di venire a vivere, quelli che io definisco i veneziani per scelta. E questa ricaduta avrebbe una ricaduta positiva su tantissimi fattori, sul fattore della sicurezza in primis, perché quando i luoghi sono abbandonati e le vetrine sono chiuse e le saracinesche sbarrate, abbiamo dei luoghi che rimangono abbandonati, e quindi nel momento in cui abbiamo persone che vivono questi luoghi, che comprano, che camminano, abbiamo una ricaduta positiva anche sulla sicurezza. La sicurezza è un qualcosa di delicato, molto sentito soprattutto in terraferma. A Venezia abbiamo borseggi, diciamo, questioni minori, e la questione della sicurezza va subito affrontata, non col buonismo. Bisogna assolutamente parlare col questore, rimettere il presidio sul territorio, ma non basta, bisogna rimettere sul territorio quello che 11 anni fa avevamo, quindi professionisti del sociale e mediatori culturali che sappiano prevenire il problema che ormai è scoppiato. Quindi bisogna spiegare alle persone che iniziano a delinquere che ci sono delle alternative. Qual è oggi il problema più urgente di Venezia, Mestre, dell'Interland, e quale sarebbe il suo primo intervento concreto? Beh, come dicevo, sicuramente il problema della residenzialità e del turismo sono legate tra loro. Il turismo sta scacciando praticamente i residenti dai loro luoghi. Lo vediamo soprattutto nella Venezia insulare e a Mestre Centro, dove abbiamo perso negli ultimi 11 anni una media di 1000 abitanti all'anno nel territorio della Venezia insulare, e anche a Mestre non sta meglio, ma sono stati rimpiazzati
da extracomunitari e di immigrati che hanno preso il loro posto. Quindi il saldo rimane sostanzialmente invariato, ma la verità è che stiamo andando via dai luoghi dove siamo nati e dove siamo cresciuti. Che idea di città ha per Venezia nei prossimi 10 anni? Venezia è un luogo meraviglioso da visitare. Nell'immaginario collettivo è sempre stato un luogo ambito. È stata la prima città cosmopolita e multietnica a livello mondiale. È stata una repubblica dove è sempre stato al centro il cittadino, la persona. In questi 30 anni abbiamo visto un impoverimento dello stile di vita di ognuno di noi. Bisogna ritornare a renderla una città attrattiva per chi vuole vivere in mezzo alla bellezza, nella sostenibilità, con una serie di opportunità che sono uniche. La socialità a Venezia e a Mestre sono un qualcosa che è sempre stato leggendario. Si cammina in un luogo di silenzio, senza macchine, ci si muove con i mezzi pubblici. Bisogna tornare a una Venezia insulare che era ed è sempre stata l'isola felice. Mestre deve puntare sul terzo settore avanzato, bisogna riqualificare Porto Marghera. C'è la necessità di, come dicevo prima, rendere le città vive. Marghera vive, Mestre vive, Venezia vive, se riusciamo a far sì che le persone possano e vogliano tornare a vivere. Non solo quelli che abbiamo qui, quindi i nostri giovani che spesso sono costretti ad andare via perché non hanno opportunità, ma soprattutto riuscire ad attrarne di nuovi. Abbiamo tantissimo su cultura per quel che riguarda Venezia, ma poi le persone non riescono a mettere su famiglia. Perché? Perché non hanno casa. Non hanno casa e non hanno servizi adeguati. Nonostante tutto, Venezia continua a essere oggi una città respingente. Fra 10 anni, se noi riusciremo e i nostri concittadini ce ne daranno la possibilità, avremo una città diversa, una città vivibile, una città che avrà al centro il bene comune. Il bene comune significa riuscire a far sì che le persone appunto stiano bene. Stiamo parlando di amministrative, stiamo parlando di una politica che dovrebbe avere lungimiranza e dovrebbe accompagnare i propri cittadini verso un futuro migliore. Con questa risposta chiudiamo la prima parte di questo speciale Amministrazioni e Comune di Venezia, Venezia 2026.